Vabbè, diciamo un'ora indietro. Intanto ricordiamo, e lo abbiamo fatto comunicandolo a tutti gli allenatori, ma lo facciamo comunicandolo anche ai genitori, che domani mattina ci sarà il riscaldamento in fasce separate dalle 8 alle 8:40 le ragazze, quindi settore femminile. Dalle 8:40 alle 9:20 è previsto il riscaldamento maschile. A tutti ricordo anche che si torna in questa notte all'ora solare e quindi occorre spostare di un'ora indietro l'orologio. Questo ci consentirà di dormire un'oretta in più. Dunque, torniamo alle cerimonie di premiazioni con Gianni Gross, presidente del Team Veneto, che consegna il bronzo dei 100 rana ragazzi a Pietro Zin, nuoto Vicenza Libertas. Secondo e argento per l'Unione Sportiva Idros, Leonardo Lucato. E primo, medaglia d'oro in 1:04:55 per la President Bologna, Giovanni Izzo. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you. Premiazione dei 100 rana junior, terzo per il Planting Veneto, Riccardo Milani. Situazione bizzarra in zona podio con una mummia che tiene il vassoio, una strega che porge le medaglie forse a un faraone. E per fortuna che c'è Gianni Gross che consegna queste medaglie. Il bronzo a Riccardo Milani, l'argento per lo schio nuoto a Matteo Zampese. E primo, medaglia d'oro per il Veneto Banca Montebelluna, 1:03:88 il suo tempo, Riccardo Cervi. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will rock you. E coinvolge tutti, davvero tutti, il nostro Steven in console. Andiamo a premiare i 100 farfalla ragazze con il bronzo per il 2001 team di Elena Foradori. L'argento per il Planting Veneto, Ilaria Cusinato. E la medaglia d'oro per il Veneto Banca Montebelluna, 1:06:11 il suo tempo, Katia Cagnato. Siamo in arrivo con la terza serie femminile, ricordiamo la Burchiellaro 4:44:68 nella serie precedente. Andiamo a vedere l'epilogo della terza serie che sarà seguita dalla serie 2 con Sabrina Cocco in 1, Giorgia Biondani in 2, Maria Vittoria Baldin in 3, Nicole Caprioli in 4, Elena Brotto in 5, Aurora Michelon in 6,
in 7 Martina Magnago, in 8 Valeria Bertolini, intanto la Farronato 4:39 e 27 va al comando della classifica. Naturalmente non ci siamo dimenticati di lei perché gareggia nei 400 stile libero, ma in